Asolo, patrimonio mondiale dell'umanità. Un'affermazione quasi scontata per chi conosce e ama la città dei Cento Orizzonti, ma che invece ancora manca a questa gemma della Marca. Per questo, con la prima delibera del nuovo anno, la Giunta Comunale ha deciso di avviare il percorso di richiesta all'UNESCO sulle orme delle colline del Prosecco e appena dopo il Monte Grappa come riserva della biosfera. E se questi ultimi due obiettivi verranno centrati, saliranno a 3 i siti UNESCO nella Marca. Asolo ha tutte le carte in regola per aggiungere questo prestigioso riconoscimento, ma il governo comunale punta a migliorare ulteriormente i parametri richiesti, in tutela ma anche in vivibilità del sito candidato. Abbiamo una capacità di parcheggi ed è equivalente a circa 1500 posti macchina e dobbiamo razionalizzare il percorso dei parcheggi. Il ragionamento più semplice che ci è stato indicato e che l'abbiamo anche condiviso è quello di usare dei mezzi pulmini, i mezzi elettrici per portare all'interno del centro la fruizione turistica e i cittadini che ci vivono. Asolo senza auto in centro storico, quindi, se vorrà diventare patrimonio UNESCO, ma anche con più residenti. Incentivare chi vuole prendere Asolo, il centro storico di Asolo, come sede di residenza, attraverso diverse azioni sia in ambito di urbanistica che edilizia che di incentivi anche economici per le giovani famiglie. Asolo sta diventando un buon investimento, ci sono già degli interessi sia a livello locale che anche internazionale di persone che stanno acquistando magari anche vecchi palazzi, vecchie abitazioni, vecchie ville che erano da decenni abbandonate in degrado e oggi le stanno mettendo a posto per essere vissute.